Prego, prego. Ma come mai trova sto vasturario? Mi faccio pigliare bello spavento. Senti, scarpe siari e ma una passo di spirdi. Ma carica di essere prestigiello. Chi divengono a notte inoltrata nel silenzio della notte oscura. Ma come ci sono i spiriti? Che c'è cavolo la ciabecco? Ma va, ma non vedi che ti sta babbiando? Ma tu stesso, ci possono essere spiriti. Esistono i spiriti. Prego, prego, saliamo, andiamo. Vedi? Papà non ci andiamo. Sì, dammi la direttrice raduna sembri. Sì, a buonanotte e poi andiamo a cuccare finalmente per stanotte, Guarda, ma sto da che tu io non mi chiuso prima che scoppia un po' curante, Amoninni! Sì, siamo questa è una rapina! Una rapina! Ma che rapina? Nessuno si muova! Vi dichiaro un arresto! In arresto? E che mi ha fatto? Per adesso vi arresto e dopo si vedrà. Voi, così! Così! E voi allontanatevi! Allontanate! E voi calmatevi! E voi calmate! Basta! Sì, commissario! Signora, aprite! Voglio sapere così! Io sono una femmina onesta, vi potete fumare con tutti! Ah! Io sono cagavinni con mio marito! Brava! E ora mi volete dire come vi chiamate? E come mi chiamo? E come ci dico? Ma che dire per forza cognome di Ido? Sono una signora bellissimo! Bene. Voi, avvicinatevi. Dicitemi così. Così! Sapere a donna Concetta. La signora è mia moglie. Bravo, A meno chi sa di essere giusta. E ora, mi volete dire come vi chiamate? Come? Ma perché la signora non potesse? E certo che mi disse. E allora? Ma io voglio sapere da voi. Mi chiamo Michele. Mi chiamo Michele Battaglia, Signora, si sente male! Basta! Me ne sto tutto per resto. Ben detto, commissario, sono stato io a chiamarvi. Non sa che atti di lussuria ci sono qua dentro. Altro che Hotel Paradiso. Questo è un inferno. Fermi tutti! Arrestiamo Caravaggio! Aligio quello per tutti! Ma noi che abbiamo fatto, commissario? Questo è un abuso, ci deve essere un errore! Le cose giuste! Che magari la moglie è una galantuomina! La femmina onesta! Basta, non mi interessa niente, mi arresto a tutti! Bravo commissario, arrestasse a tutti, si portasse così arrefrescamo. Magari a voi! Ma porto magari a voi! Tutti mia. in galera! Mia! Ma che state dicendo? Sapete che sogno io sono la patrona dell'albergo! E a me non mi interessa niente! Tutti in galera! Ma signor commissario, ma che state dicendo?
dicendo? Ma Che che è? Altro dalla finestra. Oh, guardate che sa fare per un dicchio d'amore, va. Che poi mi ha usato nessuno. Niente. Donna Concetta. Io non si, non la sai, P. Donna Concetta. Chianate, venite, donna Concetta. Chianate, dove non è? Venite qua. Come chiamate? Venite qua. Come state, sì? Non mi toccate! Io non giù la va a venire con voi. Voi sapete che siete più, ma come viene che tu cavattini? Ora ad esempio perché già si dà a finestra come una ladra, io che sono una signora battaglia. Donna Concetta, ora voi siete un po' sconcertata e non capite che state dicendo. Vostro marito a st'ora è entra e che sta a fare? Sta leggendo tranquillamente il giornale, vedendovi rientrare in casa vestita così in festa, che vi può dire, un tostato, che tu fatto, invece ne scendo da qua, ci potete dire che tu stato a parlare con una moglie, che siete amiche affezionatissime, è giusto? Oh. No, saccio se è giusto o sbagliato. Saccio su Luca, prima che noi ce ne vediamo un'altra volta, come un minimo, hanno a passare una decina d'anni. Ah, pensavo a io, Anna. Tutto per colpa vostra. Ah, non sarei sapere mio marito. Come va a fare? Vanno a ammazzare a voi, a me, quando vedete tutto su conto, io non già a venire. Vediamo come va a finire sta storia, vediamo. Come a finire sta storia? Ma come a finire, donna Concetta? Come a finire? A bastonate finisce sta storia, a bastonate. Io ho fatto commissario, ce ne sono i nominativi, ce ne sono. Siamo persi. Siamo persi. E qui c'è la senda. No, ma qua. Aperto era. La cameriera stora. E poi c'è chi sarà la cameriera? Signor Filippo, buongiorno, faccio caffè. Magari Ida c'era. Ida è due giunzo do sazzito. E senti, va dici a due scungio tutto di nescere tu ne sei mucciato, tanto saccio che è mucciato in tua camera. Forza, è venuto qua e mi ha a dire un tostato stanotte, svergognate che siete. Ma sapete? Tutto cosa saccio io. Ma com'è che sapete se noi già siamo muti? Tutto cosa saccio io. Ma a dire un tostato stanotte. Forza, va pigliolo. Svergognate. Carluccio! La cameriera svergognata. Carluccio, Nesci, vieni che Don Filippo sape tutto. Lo sapi che sei qua, vieni. E poi con E Carluccio. meno male che lo sapi. Perché come ci siamo, se non sapevo se pigliava. Bello scandalo. Chi è che state dicendo? Avanti, un tostato stanotte. Mani, che scandalo! C'erano i spiriti! Tutti che facevano! Senti, parlate una volta. Che non ci sto a qualcuno dopo. C'erano i bianchi! Tutti bianchi! Tutti brutti! Tutti che gridavano! Sì. Ossia, com'è che lo sapi? Lo saccio, perché i spiriti come fanno? I spiriti fanno almeno chi hanno conosciuto, hanno visto. E ora ti viene da banna. Ti viene da banna che mi hai riposare un pochettino. Va bene, Amonini, si calmassi, Io mi calmo, mo ti vieni. Sì, Don Felice, si calmassi. E si pigliasse tu per non le nervi. A te ti faccio... Guardini, Amonini, lasciamo una pace, Amonini. Guardini. A che ho scungio tutto quando può essere, non ti posso fare andare con un dombolone.
sogno rozzo. Volevo mio! Ai, volevo! Ai, sogno morta! Che succede? Ai! È tutto male stasera. Ai, sogno morta! Sogno morta! Ai, per miracolo restare viva! Ma che ti è successo? Come zitto! Io come hai chiesto la moglie? Ai! Lo sai, hai passato una malanottata. Non posso dormire senza te. Ai, povero Filippo mio! Ma Ma tu- mai più una nottata solo senza te, tia! No, ma Ai, più, fammi ma- pigliare sciato! Sì, ma Mamma che stai succede? fedando! Ora tu conto! Ai! Allora, quando non esce da capo e me ne ma frate, stavamo camminando tranquilli, tutte e tre. Tutte e tre. Se, in già carrozza, io, o cucchieri o cavallo. Ah. Cammina, che tu cammina, tu cavallo, figlio di sciacco falso, si mette a correre. O scando fu Parigi, a gente che scappava da un neghiego, gridava da cago, gridava da là. O scando, a per tu cavallo, mi stava inneghettando a mare. Io ho appena visto il mare che si avvicinava. E sta in salto. Io ho cascato la faccendera, saltata, manco io lo saggio. E me ne pigliai all'ospedale. E te ne sciu Quando mi sangue. stavano, mi da canna a fronte. Sì, ma lo sangue te ne sciu. Ma che domanda mi fai? Un sangue sempre, c'è un sangue. Ma venisce il vino. Mi risvegliai da. Ero sola. Senza di te, non capivo niente. Sì, ma non mi contare tutte questa maniera, queste cose. Sono tutte situazioni che sconsentono il cervello di un cristiano. Povero Ma Filippo mio. come? Io per 5 minuti di pazzia di un cavallo. Ma potevo perdere io a Margherituzza mia. Ma io oggi mi ritrovavo, vedovo mi ritrovavo. Appunto. Ma cose che sconsentono Povero il sentimento di un Filippo mio. cristiano. Ma mai più solo. No, E mai tu più. entra come un cane. Sì. E io morta, aspettale. Ma da oggi in poi, mai più solo. No, ma è chiuso. Mai più sole. Ma è chiuso. la Volevo non me lasciare. Gioia. Signora, una guardia buttava sta gatta per lei. Una guardia. E chi è qua? Vediamo. Qui è, vediamo. Allora. Si invita la signora Bellissimo a provare con documenti la sua identità e chiarire alla giustizia perché si trovava la scorsa notte al suddetto Hotel Paradiso, assieme al signor Battaglia. Ma qui, e che significa sta carta? Ah, io dico io che significa sta carta. Ma questo è sicuramente sbaglio. E poi quando mai è stato nel suo hotel con Don Michele, marito con Gettina? Sì, ma Io- che significa? Che significa sta carta, dopo? Ma che se- ma Che io è proprio- sta cosa? proprio- Com'è che tu sei stato all'albergo con Michele? Ah? Io, ma che sei pazzo? Io niente faccio. No, non sogno pazzo, sogno un uomo fortunato, perché il cielo, per una combinazione, mi fece scoprire un tuo tradimento. Ma che è che stai dicendo? Volevi più non faccio niente, non stai capendo sta cosa. Muta, donna fittografa. Non duniare. La carta del commissario, parla chiaro, ecco, parla chiaro. Femmina traditrice. Io sogno l'angelo del paradiso! Sì, io mi credevo che eri un angelo, e invece no, sì, una Sogno femmina. l'angelo, volevo un angelo del paradiso! Levate del gioco. Donna fotografa. Io me ne ma frate! No, picchisso, trova sta scusa. Che il cavallo diventavo pazzo e non tenisti da frate, ma tenisti invece in albergo con Michele. Ah, per con Michele. Ma chi è che stai dicendo? Caccia, sbaglio, non faccio niente, tu giuro! Con Michele, un vecchio amico mio, no. Che te hai fatto? Oh, Don Michele, dicetecelo voi, che vi spiego? Enecca, muta stat, muta, enecca, muta, parlo io. Tu, dimmi una cosa. Ma vedi di essere sincero però, ma a dire tutta la verità, nient'altro che la verità. Onde foste stanotte? Io. All'Hotel Paradiso. Ah, hai visto? Vi ho presi nel sacco a tutta e due. Ma che sto chi è? Ai, in sogno
stai insonnando? No. Voglio svegliare, sto fermo! No, no, donna fotografa e traduttrice che non si alza. Questa è la dura e tremenda realtà. Ma si può sapere che hai fatto? Che ha fatto? Tu stanotte hai visto un fico tu? Io ci vuoi, sei bello fico tu? Di ritorno in albergo con me moglieri e fare il tuo capacista. Ma vai, Felipe! Ma che ci va a fare? Non la bevo con ta mogliere. Che ci volete dire? Senti, non c'è niente da ridere. Levaci mano, eh? Ma Felipe, ma dai, ma davvero stai dicendo? Ma amico mio, ma ti pare Amico, e viva sta amico, sì, amico. Non mi chiamare più amico. Ma che sono Concettina, fatti spiegare! Che non mi danno manco di mi parlare! Muta, donna traduttrice, novella del demona. La parlo io. Carissima donna Concettina, successo un fatto troppo grave. E che succede? Successi che vostro marito, scordandosi ogni amicizia, ma c'ha per lo coraggio, c'ha per lo stomaco, e ci vuole bello stomaco, di risinni questa notte, vostro marito Michele Battaglia, di risinni con mia moglie, la qui presente Margherita Bellissimo, in albergo, all'hotel Paradiso. Ecco qua, la carta del commissario, parla chiaro. Chi sta? E la prova è... La prova è, donna Conce, la prova. Sì. Cornuto mi dice. Sì. Non ci potevo credere. Madonna sfortunata! Metapina! Tappenara, sì. Non è vero, Concettina, non è vero, io ero ospedale, che mi stavano cosendo! ma quale, chi sei scherzo che dovevo solo fare? Su questa carta la posso mandato veramente un commissario. La posso ricevuto magari io, invece io non c'è niente. Queste cose! Signora! Casiti, un postino, mi desi sta gatta per voi. Ma come? E che carta è? Leggiamo. Chi c'è scritto, eh? Chi c'è scritto? Oh, come sta? Chi c'è scritto? Vediamo chi c'è scritto! Chi c'è scritto? Vabbè, Chi c'è scritto? insomma fai leggere, Filippo. Si invita il signor Battaglia a presentarsi in questo ufficio, a provare con documenti la sua identità e chiarire alla giustizia perché si trovava la scorsa notte al suddetto Hotel Paradiso, insieme alla signora Bellissima. Ci sono cose da pazzi! Sì. Questa è la prova, Ora ecco. è chiaro, non è più scherzo! No. Neate ancora. Fotografi che non siete altro tutte e due. Fotografi! Ma io tu ne ero 100.000 volte! È vero che mi trovava all'Hotel Paradiso, ma per fare una perizia! Sì, no, perizia sta mamma questa cosa gioco mi sono sottovano! Ma come parliamo, che c'è? Per favore, va! Sì, ho tutto un boschetto mio, c'è. C'è permesso? C'è permesso? Salve! Ma non sarà mai più! Don Pasquale. Passiamo a Sì. salutarci! Sì, stiamo scappando per pazzi! Già i piccirini ci spaccano Ho pommito, Don puttana! Pasquale, aspettate da banna, che stiamo parlando di una cosa importantissima. Ma noi dobbiamo salutare che veniamo con le nucleari! Don Pasquale. Magari lei, Magari Luca! che non passiamo stanotte, non potete manco immaginare. Mo immagino. Passate da banna. Nel restaurante, tutte e due. Sì, vai al A me, restaurante. a mio marito e magari ai piccirini. Lo scatto fortemente. Immagino. Io ho dei piccirini. Ma perché mi sembrava bene fare scandali? Ci torniamo storciati, madonna, non lo cammano. Non contate un'altra volta. Ma per voi come facciamo? Come ufficio d'antichi. Sì, come ufficio d'antichi, ufficio. Allora, ci volevamo ir a parlare a sto commissario. Ah, vai, Avanti.
Michele, non ne parliamo più. Le vecchie mano, ti pare che ora andiamo tutte e quattro a fare sta bella combassa davanti al commissario. Lasciamo perdere, va. Ma così no, Adri, non ne potremo scoppare. Ma che deve scoppare, Michele? ma Che deve chi? scoppare? Quando un marito ti dice non ne parliamo più, d'altronde tu non ti ha macchiato il cognome da moglie. Tu sei cacciatore, l'uomo va alla fonte, se lava le mano e non c'è più niente. La femmina è svergognata. E perciò lasciamo perdere, non ne parliamo più. quale Che sei un cacciatura? sogno, non è sta sogno. Ma quale cacciatura? Me ne va a cacciare sta cornacchia dopo. Io cunnaccia. Don Filippo, c'è uno che vi vuole parlare. Vuole parlare perché non può aspettare, chi che è? è tutta suggenza, c'è. Fallo Avete aspettare, dato va, il fallo cavallo. aspettare, va, fallo aspettare. Buongiorno a tutti, commissario Peretta. Signorina, non c'è niente da ridere. Buongiorno. Hai preferito venire qua perché devo chiedere con voi alcune cosette. Come sentiamo? Mangia dello camera, santa Maronna luce, santa. santa tutti Io santi che faccio? Me ne posso dire? No. Aspettate, signorina, che ora 4 risate mi faccio magareo. Anzi, ci dicesse di chiamare a due giovanotto che ho intravisto poco fa dalla finestra. Giovanotto. Qui già a casa, qui è su giovanotto. Qui è Lauretta. Ma niente, signora, era Carluccio, un nipote di Don Michele. Mi faceva compagnia. E aspettassi che lo vai a chiamare, va? Mi devo assentare per qualche giorno, però prima di andarmene devo chiarire alcune cosette. Chi è il signor Battaglia Michele? Michele Battaglia. Io sono. Caso. Voi. Io. Forse quello scuro che c'era. Non mi visto buono, ma parete diverso. Eppure Devi sono essere, devi tagliatemi, in carne d'ossa, ero io che c'ero da all'Hotel Paradiso. E certo, se siete Michele Battaglia. Chi è la signora Bellissimo? Ah, signora bellissimo, sogno io. Va bene. Io a voi non mai visto mai. E invece sì. Mi vedi tu quando stavo restando? Certo, quando c'è scuro ci guadagnate. Mi pareva più Sì, ti sei cangiata. Sta cangiata. Ma che stracangiata. Sa cui erano chissà che appena si fa riconoscere, vedessero il nome falso. Io con sta storia non c'entro niente. E allora E chi è? punto da capo, senza testimone non potremmo fare niente. Allora, ma che faccio? Ma non la sta sto capanna! Oh! Che batta Vittorino! Eccolo i testimoni, mi ricordo. Voi siete, come vi chiamate? Io mi chiamo Don Pasquale Quattrocchi e chi stiamo moglie di Natalina Bella Quasetta, come ne chiamiamo? Don Pasquale Quattrocchi e consorte. Sì. Bene. L'altra sera voi siete stato arrestato insieme ad altre persone. Per caso c'erano pure Che questo signore qua e questa signora qua? Io tagliatemi buona. No. E allora? Ah! Chissà che arrestavo. Volè! Lo stai sentendo che sogno innocente? Gente, Ma allora, ho sapete quello che si arrestava? Che c'è? Tu lo ricordavo perfettamente! Chi ti che arrestavo? A posto! Quando ci sono i trona, questo una specie che io manco una parola. Su! Su! Cocò! Cocò! Vai, attenete, Ah, ma che c'è da fare? eppure una soluzione c'è. Quale? Facciamoci lo scrivere in una carta. Bravo, Ah! bello pensato. Allora, scrivete qua che tu che volete dire. Scriviamo. Ora taglieremo questa cosa, no? Siamo persi. Siamo morti. Ecco qua, siamo... Ma questo è un debito che sta mucciando. Carluccio, perché ti stai mocciando? Un momento. Se stava mucciando. Per non fare si vede di mia. Io è l'uomo che stai. Sì. Insieme a una donna. Ida. Ma tu l'hai stato svergognato, cara. Perché stai era mi dici tu con il collegio era chiuso? Per tenere a bere.
Ma per il caso, vergognato che sei! Vergognate tutte e due! Giovanotto, giovanotto, non ne facciamo più questo scherzo, giovanotto, non ne facciamo chiamare con il nome del vostro zio. Ma io chi? Io chi? A ringraziare che il commissario è un galantuomo e vale quanto pesa. Ah, Perché quanto pesa? pesa. Avanti, ora dacci la mano e domani ci scusa. E ci facciamo perdere tempo. Cacà! Che feto, cacà. Don Pasquale, tutto fatto, tutto chiarito. Basta, non ci serve più. Avanti, grazie della visita. Usa la pennina. Ma co? Sì, finire tutto. Sì. Avanti, arrivederci. Prima che c'è un'altra volta, Don Pasquale, grazie della visita. Siete stato meraviglioso. Arrivederci. Arrivederci, certo. Signori, Avanti. ne approfitto e tolgo il disturbo pure io, che ho tante di cose più serie da fare. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Oh, ho visto oggi come si è vestito il commissario? Pare una mulingiana. Sì, di sita. Oh Filippo, ho visto che sono innocente come un angeletto. Sì, amore, sì. E tu? Qualche dubbio mi Già viene. volevamo finire questo commedia? Ti prometto che sarò un'altra donna da oggi in poi. Ma zio, io ti volevo dire però non... Moto state tu, moto, scecco così. Domani ritto al collegio e non voglio sentire manco una parola. Ora cammina a Giabbanna a studiare, forza. Ho pigliato un libro e studia, forza. Mia, guarda, ruppa, ci vuole mezzo con la